Buongiorno e bentrovati con una nuova edizione del notiziario di Prealpina.it. Dopo il ricorso al TAR del Lazio, che aveva rinviato a lunedì il proprio pronunciamento, e dopo una giornata convulsa all'insegna del botta e risposta polemici sull'asse Roma-Milano, in nottata il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che sancisce il declassamento della Lombardia a zona arancione, con decorrenza da domani, domenica 24 gennaio. All'origine della nuova decisione un errore nella comunicazione dei dati del contagio nel periodo dal 4 al 10 gennaio, che se recepiti subito in maniera corretta avrebbero consentito alla nostra regione di ottenere un RT inferiore già dalla scorsa settimana. Secondo il governo, il problema è responsabilità dei tecnici regionali, ma la Lombardia si difende sostenendo di non avere commesso alcun errore. Fatto sta che, con 7 giorni di ritardo, da domani anche nella nostra provincia l'allarme sarà ridimensionato. Negozi aperti, ma non quelli all'interno dei centri commerciali durante il weekend, possibilità di muoversi liberamente nel comune di residenza e si torna a parlare di didattica in presenza nelle scuole superiori, anche se a questo tema si lega strettamente quello della riorganizzazione dei trasporti e dello scaglionamento degli ingressi. Si lotta contro il tempo per consentire agli studenti più grandi di tornare a scuola fin da lunedì. Sul tema potrete trovare ampi approfondimenti e aggiornamenti sia su prealpina.it sia sulla Prealpina di domani, disponibile in edicola e sui supporti digitali. Passiamo ora alla cronaca. È stata sedata nella notte la rivolta che nel tardo pomeriggio è scoppiata all'interno del carcere varesino dei Miogni. Vediamo il servizio di Marco Croci. Due lunghe file di furgoni blu della polizia penitenziaria parcheggiati lungo via Morandi. È questo l'ultimo fotogramma di una giornata, quella di venerdì, molto complicata per il carcere varesino dei Miogni. Qui nel pomeriggio è scoppiata una rivolta dei detenuti che hanno danneggiato la struttura. Dopo alcune ore, grazie anche all'intervento della Polizia di Stato e dei Carabinieri in assetto antisommossa, la situazione è tornata alla normalità. Da alcuni penitenziari lombardi sono poi arrivati rinforzi, mentre alcune decine di detenuti in tarda serata sono stati spostati in altre strutture del milanese. Ora sono in corso indagini per chiarire con precisione le cause di questa violenta protesta. A Legnano torna d'attualità il palio. Dopo l'annullamento causa Covid dell'edizione del 2020, Comune e Contrade stanno tentando il tutto per salvare la sagra di quest'anno, anche se rimangono pesanti interrogativi. Una prima certezza è emersa dopo una riunione di ieri tra il Cavaliere del Carroccio, l'assessore con delega al palio e il presidente della Cilegnano. Una possibile data per lo svolgimento della manifestazione è stata fissata in domenica 19 settembre, ma una decisione definitiva sarà presa entro fine febbraio, in base naturalmente anche all'evoluzione della situazione sanitaria. A Gallarate torna l'allarme clochard all'ospedale Sant'Antonio Abate. Dopo l'ultimo episodio di mercoledì sera, quando un paio di senzatetto hanno tentato di forzare l'ingresso in un reparto, forse a caccia di cibo, per essere respinti dal personale con il supporto dei metronotte, ora torna a farsi sentire la richiesta di maggiore sicurezza sia dall'interno del Sant'Antonio Abate sia negli ambienti politici e amministrativi. Il capogruppo consigliare di Fratelli d'Italia, Giuseppe De Bernardi Martignoni, ha invitato il sindaco Andrea Cassani a far sì che venga concretizzata la mozione con la quale si impegnava lo stesso primo cittadino a proporre al Comitato d'Ordine e Sicurezza Provinciale l'istituzione di un tavolo proprio in città, un tavolo che prenda decisioni concrete per garantire sicurezza sia al personale dell'ospedale sia ai pazienti. Tornando a Varese, è costato il ritorno in carcere a un 23enne il desiderio di una fuga romantica. Il giovane, dopo una condanna per tentato furto e resistenza pubblica ufficiale, era sottoposto all'obbligo di dimora nella sua abitazione cittadina. Quando i carabinieri si sono presentati per un controllo, però non l'hanno trovato. Era andato a fare visita alla fidanzata che risiede a Cittiglio, cosa che in questi mesi aveva già fatto più volte in barba ai divieti di spostamento dal comune di residenza. Alla fine è stato prelevato e portato in carcere dagli stessi carabinieri. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento all'edizione delle ore 19 e vi auguriamo un buon pomeriggio.